Una serata da incubo, impossibile dimenticare i momenti drammatici della rapina avvenuta domenica sera. L'imprenditrice che gestisce il negozio Tubia a Paese è ancora sotto shock. Pensa a quanto è accaduto e ci racconta che non riesce a dormire di notte. È scossa ed ora, a distanza di 4 giorni, ripercorre quei minuti interminabili quando due persone incappucciate le si sono parate davanti. Hanno atteso che le arrivasse davanti casa, un vero e proprio agguato dopo una giornata di lavoro. Preferisce non farsi riprendere. Ho parcheggiato come sempre nel parcheggio davanti a casa e a un certo momento, quando avevo finito, parcheggiato, chiuso il furgone, avevo in mano il borsello con le solite cose che si portano e una borsa, e mi sono presentati due individui mascherati che io non potrei riconoscere e mi hanno detto: buonasera signora, siamo armati. Ed è proprio in quel momento che l'imprenditrice reagisce. Non ho neanche forse capito bene e ho reagito. E Cosa ha fatto? penso che le ho dato 2 o 3 ombrellate, però non sono sicura perché al momento ho reagito così, forse dalla rabbia, non lo so. Col senno di poi ci avevo pensato 2 volte. Però in quel momento è stata così, mi ha strappato il borsello che avevo in mano e sono partiti, sono fuggiti via. Fuggiti a bordo di un'auto, le telecamere di videosorveglianza della famiglia hanno ripreso i momenti della rapina, i due incappucciati, probabilmente italiani, nessuna inflessione. Sul posto i carabinieri che stanno cercando l'auto utilizzata dai malviventi, il bottino è di circa 2.000 euro, l'incasso della giornata. Nel 2013 i coniugi erano state vittime di un altro agguato, all'epoca i rapinatori riuscirono a scappare con 10.000 euro. 6 anni dopo è tornato l'incubo. La paura è tanta, ci dice, ma non sul momento, dopo, quando se ne sono andati. Ora l'imprenditrice valuterà quali precauzioni adottare. Sul fronte delle indagini ancora nessuna traccia dei malviventi.